Auguri Italia, 150 anni di noi, la prima manifestazione pubblica organizzata dalla Consulta Giovanile di Favara e dall'assessorato alle politiche giovanili è stato un successo di pubblico. Alla festa tricolore tenutasi al Castello Chiaramonte in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, i giovani membri delle 22 associazioni della Consulta sono riusciti a far confluire nel palazzo medievale centinaia di persone. La manifestazione ha avuto inizio con l'arrivo in piazza Cavour dei biker dopo una motopasseggiata che era partita da Corso Vittorio Veneto. Subito dopo, con l'alzabandiera a cura del gruppo scout e l'esecuzione dell'inno di Mameli, si sono aperti i festeggiamenti al castello. Dopo i saluti delle autorità, una breve relazione storica sul periodo risorgimentale in Sicilia ed in particolare nel territorio favarese. I 150 anni dell'Unità d'Italia sono un valore assolutamente fondamentale per tutti noi e lo devono essere soprattutto in futuro per i nostri giovani e per le future generazioni, ed è quindi giusto festeggiare l'Unità d'Italia e soprattutto considerare l'Unità d'Italia come valore, così come valore va considerato il Risorgimento, nella consapevolezza che sono passati ben 150 anni e tante cose si sono fatte grazie all'unità raggiunta nel 1861. In uno spirito di collaborazione straordinaria con i nostri giovani, fra tutti la neonata Consulta Comunale dei Giovani, che insieme all'amministrazione e alle tante altre associazioni che ormai fanno parte di questa consulta, che in un unico corpo le racchiude tutti quanti, abbiamo voluto mettere i giovani al centro della nostra attenzione. Da un po' di tempo che lo andiamo ripetendo: i giovani sono il nostro presente, sono il nostro futuro, la nostra speranza. Buona la prima, si potrebbe dire. Sì, direi proprio di sì. Noi non ci aspettavamo tutta questa affluenza di favaresi, però siamo veramente contenti di quello che è successo stasera. Ha significato la coesione di più gruppi questa consulta, e ci siamo trovati bene a lavorare assieme. Ed appunto sarebbe stato un successo anche perché abbiamo avuto la collaborazione dell'amministrazione, la collaborazione dei commercianti che ci hanno dato le cibare di stasera, quindi è un successo per i favaresi questo. A seguire l'evento ha assunto il carattere giovanile della festa voluta dalle associazioni con musica, teatro e degustazioni. Proiettato nella Sala del Collare anche un divertente video prodotto dal fotografo Bennica. Nella Corta del Maniero, invece, sono stati proiettati i volti dei cittadini che hanno aderito all'iniziativa Mettici la faccia. Inizialmente, per l'organizzazione della manifestazione, vista la carenza di fondi, i giovani della Consulta avevano pensato di autotassarsi. Fortunatamente poi, grazie alla collaborazione dei commercianti di Favara e del Comune, si è riusciti a reperire le somme necessarie per lo svolgimento dell'evento. Al piano nobile del palazzo è stata allestita anche una mostra di inchiostri del maestro Vincenzo Patti, mentre nello spazio antistante il castello il gruppo Fabaria Folk si è esibito nelle tradizionali danze siciliane. Come in ogni compleanno che si rispetti, non poteva mancare la sua torta, preparata dalle sapienti mani degli allievi dell'Istituto Alberghiero Gaspare Ambrosini. Particolarmente suggestivo anche un dolce avente forma dello stivale, offerto gratuitamente da una pasticceria locale. La cerimonia si è chiusa con i fuochi d'artificio in piazza Cavour, giochi pirotecnici offerti anche questi da un'attività commerciale.